Parliamo di nebbiogeno attivato dalla centrale operativa. Ciao, sono Davide Marcomini e nella vita faccio l'installatore di sistemi di sicurezza. Sono anche l'ideatore, fondatore del portale Top Security Advisor e autore della guida antifurbo. Nel canale aiuto l'utilizzatore a districarsi nel mondo dei sistemi di sicurezza. Come dicevo, nel video di oggi vorrei parlare di nebbiogeno attivato dalla centrale operativa. Qualcuno porta questo concetto e lo vende al cliente come se fosse un plus per vendere i propri impianti di allarme. Andiamo a vedere di che cosa si tratta. Innanzitutto è doveroso fare le dovute distinzioni tra nebbiogeno e fumogeno. In genere questa distinzione non viene quasi mai fatta, poiché le due tecnologie sono parecchio diverse tra loro, ma spiegarlo diventa troppo complicato, quasi come se il cliente fosse Antani. In realtà va spiegato che cosa? Va spiegato che il nebbiogeno è una macchina con a bordo molta più tecnologia rispetto al fumogeno. Il nebbiogeno ha una caldaia che quindi è in grado di vaporizzare del liquido che in genere è glicole, ma non voglio entrare troppo nello specifico, e lo vaporizza appunto ad una determinata temperatura e tramite una pompa lo spruzza nell'aria in modo da saturare gli ambienti. Il fumogeno in genere, non voglio generalizzare ovviamente, ma in genere ha una capsula esplosiva simile ad una capsula pirotecnica, giusto per semplificare un po' questo concetto, e finita questa capsula, una volta erogato, una volta esplosa questa capsula, il fumogeno va o sostituito o comunque va sostituita quella ricarica, quel prodotto, mentre il nebbiogeno è in grado di erogare più e più volte per diverso tempo, per molti minuti anche, all'interno dello stesso ambiente, nello stesso allarme, e questo fa sì che renda il nebbiogeno un prodotto, diciamo, più performante, sicuramente più costoso, ma che non può essere in alcun modo paragonato al fumogeno. Poi ciascuno farà le proprie scelte, prenderà le proprie informazioni e sceglierà il prodotto che meglio si sposa a quelle che sono appunto le sue esigenze. Ma i due sistemi, questo è quello che mi preme, che mi sta a cuore, non vanno mai confusi tra loro. E quindi parliamo di nebbiogeno attivato dalla centrale operativa, facendo attenzione di che cosa? Che in genere chi utilizza questo concetto innanzitutto non parla di nebbiogeno, ma parla di fumogeno. Ma andiamo a vedere nello specifico, tralasciando quello che è la parte prettamente squisitamente tecnica delle differenze tra nebbiogeno e fumogeno, e andiamo a vedere perché mai questo prodotto dovrebbe essere attivato dalla centrale operativa. A detta di chi propone questo concetto, sicuramente per evitare false partenze, quindi per evitare sprechi anche a livello economico del prodotto, per evitare sicuramente di sporcare nell'ambiente, perché il fumogeno lascia molto più residuo rispetto al nebbiogeno, e quindi ti propongono questo concetto sicuramente adducendo a queste particolarità che gli altri non possono darti. Perché normalmente il nebbiogeno o il fumogeno, che dir si voglia, viene comunque collegato alla nostra centrale di allarme, scatta l'allarme e facciamo partire
la macchina, il nebbiogeno o il fumogeno che sia. Ma qual è la soluzione migliore? Quindi il nebbiogeno o il fumogeno quando deve erogare? Deve erogare dopo che è partito l'allarme o deve essere azionato dalla centrale operativa come dice qualcuno? Beh, dal mio punto di vista il nebbiogeno o il fumogeno deve partire a seguito di un allarme verificato. Che cosa significa verificato? Significa che non basta l'allarme del primo rilevatore per farmi partire il nebbiogeno. Sarei un pazzo ad azionarlo in un modo simile, ma se ad esempio ho un perimetrale sulle porte e sulle finestre e un volumetrico interno, ecco che farò partire il mio nebbiogeno a seguito dei due allarmi che mi provocano quello che viene definito un allarme verificato, oppure due volumetrici adiacenti nello stesso ambiente, entrambi i volumetrici dovranno rilevare un allarme per poterlo decretare come verificato e azionare la nostra macchina nebbiogena o fumogena. Farlo partire invece dalla centrale operativa, dal mio personale punto di vista, è un'inutile perdita di tempo. Perché? Che cosa succede? Succede che scatta l'allarme deve venire comunicato alla centrale operativa, la guardia, l'operatore della centrale operativa dovrà verificare tramite telecamera se si tratta di un allarme vero. Se ovviamente viene constatato che si tratta di un allarme, quindi di una vera intrusione, dovrà azionare a distanza la macchina nebbiogena o fumogena. Tutto questo si traduce in perdita di tempo, inevitabilmente. Tra la prima operazione, ovvero scattato l'allarme, e l'ultima operazione, azionato il nebbiogeno, sono trascorsi diversi secondi che per alcune attività sono deleteri. Non è una novità se ti racconto che alcuni furti vengono posti in essere in una manciata di secondi, 10 al massimo 15 secondi, il ladro entra ed esce. Questo dal mio punto di vista si traduce in un non potersi servire di quella tecnologia perché non abbiamo fatto a tempo. Spero di averti dato uno spunto utile sul quale riflettere. I miei ovviamente sono semplici spunti sui quali dovresti riflettere prima di fare delle scelte. Ringrazio tutti coloro che si sono iscritti al canale. Se non l'hai ancora fatto, iscriviti, spunta la campanella per non perderti gli aggiornamenti che andrò a pubblicare in futuro. Io ti aspetto nei prossimi video. Ciao!